È l'Ancona di Agenore Maurizio a qualificarsi per la semifinale della Coppa Italia di Serie D al Comunale di Pomezia. È 4-5 ai calci di rigore per i marchigiani contro un buon Unipomezia che ha giocato una buona gara trovando le occasioni migliori. Padroni di casa che provano la prima percussione dopo solo 2 minuti di gioco, palla che termina sull'esterno, calcio di punizione al 16esimo, colpo di testa che si perde però sull'esterno della rete. Ancona che prova a farsi vedere al minuto numero 22 della prima frazione di gioco, azione che parte dalla sinistra con Spera che arriva al numero 20 della formazione marchigiana, Meola che prova il destro, palla che termina tra le braccia di Gariti. Ancora Ancona sul finale della prima frazione di gioco con questo calcio di punizione, difesa dei padroni di casa che riesce poi a salvarsi, conclusione sempre da parte di Meola che termina però sull'esterno. Chance la rete per l'Unipomezia di infilata con Okoye che va a tu per tu con l'estremo difensore ospite Mengucci, ma spara alto sopra la traversa da corner poco più tardi, palla che arriva ad uscire per Amadio che prova questa conclusione stampando la traversa, palla che termina in out. Minuto 4 del secondo tempo, calcio d'angolo in favore dell'Ancona, colpo di testa da parte del numero 14 Petito che termina in oltre la traversa. Ancora Ancona in percussione offensiva con questo lancio lungo Spera che arriva al numero 77 Ferrati che prova la conclusione in diagonale, Spera che termina in out. Unipomezia che torna invece a farsi vedere intorno al minuto numero 19, lunga azione da parte della formazione padrone di casa, sinistro che termina però alle stelle. Il vantaggio da parte dell'Ancona arriva al minuto numero 21 della seconda frazione di gioco. Cericola con una leggera deviazione supera il portiere dei padroni di casa portando in vantaggio i marchigiani. Unipomezia che reagisce però d'impatto, calcio d'angolo in favore dei padroni di casa, colpo di testa che termina in out. Azione al 39esimo minuto del secondo tempo, conclusione che viene durata, arriva lì Della Pietra entrato poco prima e al 40esimo fa 1-1 ristabilendo la perfetta parità tra Unipomezia e Ancona. Si va allora ai calci di rigore con Bugel che trova il palo mentre Coco viene ipnotizzato da Gariti, si resta allora in parità. Altro calcio di rigore battuto questa volta dai padroni di casa con Binaco che trova il gol, lo stesso fa per l'Ancona con il sinistro Miola che ristabilisce il 2-2 momentaneo. Traversa sfortunatissimo Colau dell'Unipomezia, dal dischetto va invece Plini che trova il 2-3 portando in vantaggio i marchigiani. Morelli con il destro non sbaglia dal dischetto, poi va Cericola per l'Ancona con il numero 11, il giocatore della formazione marchigiana, trova la rete per il 3-4, calcio di rigore per Valle che trova il 4-4 momentaneo. L'ultimo è Proromo a portare in semifinale l'Ancona.